Bene, buongiorno. Sono Fernanda Ruffin, come ormai mi conoscete, ecco, sono un'istruttrice WISP e niente, come avete visto siamo in uno spazio diverso all'interno perché purtroppo fuori c'è freddo, ma noi siamo forti e quindi non demordiamo, continuiamo a fare. E con i miei allievi faccio ginnastica dolce per i diversamente giovani, naturalmente come me, d'altra parte. E niente, oggi faremo prima un riscaldamento generale, poi lavoreremo con le bande elastiche. Pronti? Io adesso accendo la musica, scusate un attimo, non le usiamo subito, iniziate a muovervi. No, rimanete qua, rimaniamo qua. E facciamo una piccola marcetta. Si sente la musica? Sì. Vado. Usiamo anche le braccia come se dovessimo camminare. Vai. E 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro e giù. Divarichiamo le gambe un pochino, espiro e giù. Di nuovo, inspiro e giù e torno a marciare. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, respiro, qui ogni tanto parte, scusate, ogni tanto mi si vede, ogni tanto no, e su, rimango con le braccia un po' in alto, attenzione, abbassate le spalle però, quindi no questo, lì, e allungo da una parte all'altra, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli. Sciogli bene, piegate un po' le ginocchia senza esagerare e vado, apro, allungo destra e sinistra, via. 1, oggi va così, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimango, gambe divaricate, braccia aperte, apro e chiudo le mani, via, con un po' di energia, via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, attenzione, resto con i pugni chiusi e faccio dei piccoli mulinelli per fuori, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, torno indietro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e mollate. Come sta andando? Beh, un po' di confusione, ma non importa. Adesso rimaniamo pure così e dondoliamo le braccia, cercando sempre di incrociare diverso. Vai, senza piegare le ginocchia. Via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adesso leggermente le piego senza andare giù con il busto, quindi è sempre là. Vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, senza fare il saltino, 2 e 1 e sciogliamo, sciogli. Vedete che stiamo comunque riscaldando un pochino tutte le parti. Adesso, sempre gambe divaricate, su e giù, via. Attenzione anche qua,
non è questo, io esagero sempre, questo. Devo tenere fermo il busto e lavorare con le braccia, ok? Morbide, però non sono così, ma sono morbide. Vai, 8, 7, 6, 5, molto bene, 4, 3, 2, e adesso con il piegamento, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e sciogliamo un attimo le braccia, le spalle, le gambe e sciogli, sciogli, sciogli. Attenzione, adesso ci svitiamo, quindi busto, attenzione, non esagerate con le ginocchia, ok? Rimanete lì, un po' si girano senza esagerare troppo, però vado destra e sinistra, via. 8, 7, 6, 5, 4, giù le spalle, 3, 2, ancora, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e sciogli. Andiamo giù. E adesso usiamo il bacino che si allunga, come se qualcuno vi tirasse, mani ai fianchi, vado destra e sinistra. Qualcuno vi tira da una parte e dall'altra, via. 8, 7, 6, 5, bravi, 3, 2, ancora, 8, 7, 6, scusate le spalle, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso gli facciamo fare tutto il giro, vai, 1, da una parte, 2, senza esagerare per dietro, 3, 4, torno indietro, 5, dall'altra parte, 6, 7 e 8 e sciogli, sciogli, sciogli. Andiamo adesso sempre con il busto da una parte e dall'altra. Attenzione, no questo, ma questo. Dondolo da una parte e dall'altra, sempre le spalle e le braccia rilassate, non le tenete così. E vai. 1, 2, 3, sempre fluido il movimento, 4, 5, 6, 7 e ancora un 8, 7, la testa va insieme al busto, 4, 3, 2, 1, attenzione, avanti e no dietro, solo in avanti, inclino e torno, via, 1, 2, 3, 4, 5, gambe tese, 7, molle le spalle e le braccia ancora, 1, 2, 3, 4, 5, bravi, 6, 7 e 8 e sciogliamo, sempre in piedi, sempre in piedi, dopo alla fine ci sederemo, vedremo, vado con la testa avanti e dietro, attenzione, non schiaccio, ok? Il dietro è questo, allungo il mento, non lo schiaccio, ok? Vai, 1, lento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torno al centro e inclino destra e sinistra, via, 1, 2, 3, 4, 5 e inclinazione, 6, 7, 8, rimango al centro e ruoto destra, sinistra, via, 1, rilasso le spalle e le braccia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rimango su un lato e faccio tutto il giro, bene, avanti, piano, dietro, lento, e poi dall'altra parte,
solo il capo. Quando sono tornata mi fermo e vado a fare tutto il giro delle spalle. Attenzione che siete tutti così o così, mollatele e mollo, ok? Giù le spalle e vai. Grande. 8, sì, 7, 6, 5, 4, 3, 2, bravissimi, e torno indietro. 8, 7, 6, sulla testina, non guardate giù. 4, 3, 2 e 1, e adesso avanti, i gomiti, e indietro, schiaccio bene senza inarcarmi la schiena, però vai. 1, 2, 3, le scapole si staccano, le scapole si attaccano, via. 5, ferma la testa, 6, 7 e 8 e andiamo giù, sciogliamo bene anche la testa, sciogli, sciogli, sciogli. Lentamente rotolo su, rotolo, si fa per dire, sciogli, sciogli bene. Adesso ci mettiamo dietro. La musica è forte, la abbasso? Ok, sì, mi sentai subito, no, una prova per vedere se andava bene. Pronti? Adesso, visto che c'è la musichina, la sfruttiamo un po' lavorando le caviglie, ok? Quindi i piedi stanno là, quindi non così, va. Da questa posizione vengo su, tiro su e porto giù, senza però dare il colpo sul tallone, no? Non è questo, bam! Vado su, mi inclino anche un po' in avanti e spingo e torno, senza fare questo lo facciamo dopo. Quindi è solo l'avampiede, quindi 1, 2, 3, non guardate per terra, 4, 5, 6, 7, 8, rimango 8 tempi su 1, senza tirare sulle spalle, 2, 3, 4, mi aiuto, 5, 6, 7, 8, giù e sciogliamo. Adesso è l'opposto, il piede c'ha un sacco di sfaccettature. Adesso invece questo e torno, ok? Quindi allungo il muscoletto dietro, quindi tengo su bene la punta del piede, quindi 1, quindi vado anche un po' indietro con i glutei senza esagerare e torno senza fare questo però, quindi sempre controllo e lì, via. 1, 2, giù le spalle, 3, bravi, 5, vi guardo anche dietro, 6, 7, ancora, via, 1, 2, 3, fermi, 4, torno a terra, 5, 6, 7 e 8 e sciogliamo. Adesso quello che ci piace tanto, che qualcuno lo ha già fatto, ecco, facciamo su e giù, ma nostra roba, guardate, poi mi giro, faccio le varie sfaccettature, ok? Su e giù, su e giù, però non è su e vado, no, mi inclino un po', faccio abbastanza forza sulle braccia e poi torno senza esagerare con i glutei, ok? La testa è sempre lì. Pronti? Dite yes, ok? Vada! Via! 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, ancora, via, 1, 2, 3, bravi, 4, 5, 6, 7 e 8 e scioglia. Ci siamo? Ultima roba, dopo ci sediamo per un po' e usiamo questo qua. Pronti? Allora, divarichiamo un po' di più le gambe, i piedi, no così, no esageratamente, da qua, ok? Appoggio bene, quindi no questo, là, spalle sempre giù, vado a piegare da una parte e dall'altra. Attenzione che il lavoro è sulle ginocchia, sul quadricipite, quindi non tutte queste cose qui, ma questo e questo e questo e questo, ok? 2 volte 8, solo questo. Chi se la sente può fare anche tenere le mani qua, ok? E va giù, ok? Non girarsi però. Vado via! 1, 2, 3, 4, 5, ma tutti bravi, 7, ancora, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, terzo, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, facciamo anche quarto, pari, 1, 2, fermi il bacino, 5, 6, 7, 8, ci possiamo sedere? Cosa dite? Elastichetto, la banda elastica. Oh, che ben che si sta. Molto bene. Allora, ci sediamo, appoggiamo anche la schiena. Qui dipende da quanta fatica volete fare. Chi ne vuole fare poca, la metta all'estremità proprio, altrimenti di più. E per adesso stiamo con la schiena appoggiata, dopo faremo anche altre cose con la schiena invece attiva. Quindi adesso la appoggiamo, braccia dritte, no questo e anche questo, giù, ok, solamente un po' di resistenza, ok, attenzione che non è questo, io esagero sempre, ma è apro fino a quando riesco e torno, è sempre controllato il movimento, ok, giù spalle, la banda elastica non è lì è là, ok, più o meno un po' più giù delle vostre spalle e vado 2 volte 8 senza fermarci. Poi ci fermiamo. Pronti? Via. 1, 2, 3, sempre teso l'elastico, 5 anche quando sono lì, 7, ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chi sa fare anche il terzo lo faccia. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Facciamo anche il quarto, chi la vuole fare? Faccia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Sciogliete, andate come volete voi. Io mi sciolgo meglio stando un pochino giù e rilassando le spalle e le braccia. Voi come vi sentite meglio? Rilassa anche la testa, anche la testa sta giù, piano piano. Quando venite giù, andate giù, ok. Questo va bene. Quando torno su però, quindi là. Ok? Se ce la fate, questo
mai fare, guardate, questo e poi questo. No. Lo stessa roba, questo e poi vengo su. No, la testa è sempre proprio l'ultimissima che viene su, ok? Quindi anche se lo fate senza aiutarvi, ma venendo su soltanto con la schiena, la testa è l'ultima, ok? Quando vengo su, io sono arrivata su, non faccio questo, ma là, ok? Ricordatevelo sempre. Molto bene. Adesso se stacchiamo da qua, ci stacchiamo, appoggiamo bene i piedi a terra. Occhio. Da questa posizione io lo devo sempre tenere teso e vado, quindi sempre teso, tirando. Allora, quando faccio questo, allungo, quando faccio questo, allungo. Parto da così che sono in fermo, ok? In riposo. Quando lo porto a destra o sinistra, quello che volete, stendo e poi torno. Stendo e poi torno, ok? Quindi lo allungo bene con quale mano, quale braccio? Questo che va giù e torno, occhio, questo e torno, questo e torno, ok? Sciogliamo, questa era una prova. Bene. Sciogliamo bene, molla, sciogli, yes, sto dritta. Naturalmente chi vuol fare più fatica accorcia, chi vuol fare meno fatica allunga. Pronti mezza? Parto da lì. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, secondo. 1, 2, 3, bravissimi, 4, 5, 6, 7 e stop e mollate. Rilassate un attimino, sciogli bene, sempre il solito, lentamente venite su e facciamo degli esercizi di allungamento del lavoro che abbiamo fatto. Braccio destro o sinistro, quello che avete. Io non posso fare uno dei due. Teso, mano aperta, l'altro è qua, giù la spalla. Da questa inspiro ed espirando allungo. E conto 4 secondi. 1, 2, 3, 4. Torno e sciogli. Sciogliamo bene, cambio, solito, giù la spalla, inspiro ed espirando, no, questo giù, allungo e conto 1, 2, giù la spalla, 3, 4 e sciogliamo bene. Adesso io mi alzo, voi state seduti sempre per l'allungamento, mano sinistra, braccio sinistro, quello che è, lo tenete qua, ok? Lì. Da questa posizione inspiro ed allungo, quindi vado verso destra e rimango là 4 secondi. 1, 2, 3, 4, sciogliamo sempre e l'altro sempre, l'avambraccio, non mi prendete polso, mano, sempre lì, inspiro ed espirando, vai, 1, 2, 3, 4 e mollo, sciogliamo bene, aspetta che basso,
Ok. Adesso riprendiamo il nostro elastichino. Quindi no qua. Quindi inclino un po' la schiena, no così però. Appena inclinata, appoggio bene la banda sotto il ginocchio, quindi no qua se no scivola, da qua. Rimango lì, guardate, i due lati devono essere uguali. Da questa posizione, piccoli allungamenti. Ne facciamo 8 e ci rilassiamo, ok? Perché non sono dritta, sono un attimo obliqua, quindi è un po' più pesante, però lo ripetiamo 2 volte, ok? Quindi la schiena è qua, no questa, ok? Da qua inclino poco, i piedi, le gambe, i piedi sono paralleli, quindi no così, no così, un po' aperti. Quando mi sento bene, la testa è lunga, lo sguardo è lontano, quindi non è lì, non è lì, quindi segue il busto. Da questa posizione io vado abbastanza velocemente a contare gli 8 e poi sciogliamo. Pronti? Mezza, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qua se sentite lavorare anche il tendino, la tendina, le spalle, le braccia, ma il tricipite pure. Sciogli bene e riprendo. Attenzione, no questo, non questo, ma lì. Altri 8, cercate di non chiudere le punte dei piedi, ma rimangono lì. Vado, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e mollo e sciolgo. Vado su, giù, sciogliete. Se avete la bottiglietta di acqua, portatevela, mettetela in parte perché col caldo anche della stanza. Ok, per adesso lasciate l'elastico, ok, lo mettete dietro e andiamo, ci appoggiamo bene. Ok, ci appoggiamo bene. Attenzione, mi aiuto e allungo, avvicino la coscia al busto per allungare la parte sotto il gluteo. Qui conto 8 volte e appoggio. Di nuovo, se ce la faccio, vengo su da sole, prendo dopo, ok? Altrimenti mi tengo, ok? Dove riesco però, non dovete cercare di, ok? Cercate di non chiudervi. Arrivo qua, invece che qua, non importa. Arrivo lì, però sto appoggiata bene e sento l'allungamento, va bene lo stesso, ok? Io da qua conto 8 veloci secondi e torno. Lo faccio 2 volte da una parte e 2 volte dall'altra. Pronti? Tiro su, o prendo qua o qui, per me è uguale, e vado. 1, 2, 3, 4, sto bene appoggiata, 5, 6, 7, 8, mi aiuto a venire giù, non andate giù di brutto. Sciogli bene, sempre la stessa gamba. Pronti? Mi aiuto, là mi sistemo bene. Appoggio bene senza fare l'arco dorsale qui, l'addominale, il lombare deve star lì. 1, 2, giù le spalle, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e torno e sciogli bene.
sciogli, sciogli. L'altra mi appoggio. Attenzione, non mi fate questo, non me la inarcate, appoggiate bene, ok? In modo da non lavorare sulla schiena. Pronti? Tiro su, mi aiuto, mi appoggio bene. Inspiro ed espirando, poi torno con la respirazione normale, conto 8 tempi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lentamente appoggio, sciogli, sempre la stessa, vai, inspiro ed espiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e rilasso. Adesso vengo su, prendo la mia banda elastica, state un pochino più avanti rispetto alla vostra sedia, la porto dietro alla schiena, allora le gambe sono un po' divaricate, attenzione, i piedi paralleli. Da questa posizione vado a fare delle torsioni. Occhio però, non è questo, guardate, ma è lento. Anzi, se ce la facciamo, pieghiamo un po', aprite un po' i piedi e piegate poco le ginocchia in modo che così è più difficile girare con le ginocchia sbagliate, ok? Perché le ginocchia devono rimanere, non fare queste, ferme, ok? Quindi vado a fare delle torsioni a destra e sinistra, sono piccole, o se non mi giro troppo, con la testa da una parte e dall'altra. Attenzione, cercate di non fare questo col ginocchio, quindi piego 2 volte 8, partendo da destra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il secondo, 7, 6, 5, 4, fatelo lento, 3, 2, 1 e rilasso. Adesso facciamo una integrazione dello stesso esercizio, nel senso che resto un pochino piegata, apro poco i piedi, non troppo, vado verso, faccio una leggera torsione verso destra, quindi lì, e a questa posizione allungo e accorcio. Attenzione perché io ho i gomiti lì, ok? Lì e ritorno, lì e ritorno, ok? Quindi piego le ginocchia, leggera torsione a destra, no troppo, se no faccio così, e invece questo, allungo e riporto i gomiti vicino ai fianchi, pronti come se fossi una rotaia, quindi allungo e torno, stringo bene i glutei, via, 1, 2, 3, 4, bravi, 5, 6, fermo il busto, 7, 8, ancora sempre a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravissimi, 7 e 8, posso rilassare. Come state? Oggi non ve l'ho chiesto, Strano, sciogliamo bene, pronti? Yeah! Chi vuole, chi se la sente, altrimenti va bene anche così, l'importante è non facciate questo, ok? Quindi io vado giù, altrimenti su e mi giro. Pronti? Via! Mi giro sinistra stavolta, vai! 1, 2, 3, molto bene, 4, 5, 6, 7, il movimento portatelo fluido, non è scattante, 2, 3,
4, 5, giù le spalle, 6, 7 e 8 e sciogli, sciogliamo, fate un girino sulla vostra sedia per sciogliervi un attimino il tutto, se ce la fate passate dove riuscite e poi ci risediamo. Ok, adesso facciamo finta i bastoni, le bacchette. Volevo portare le bacchette, dopo è un macello, quindi usiamo questi. Sì, appunto, non c'è posto. Allora, articolazione delle spalle, ok? Donc, questo lo dovete tenere alla fine, ok? È sempre teso, come se fosse la bacchetta. Ferme, guardate, perché non sto lì, non sono appoggiata, ma sono là. La schienale lo lasciamo lì che si rinfreschi. Da questa posizione appoggio bene i piedi, no qua, là, e vado a fare una voga. Quindi stendo. Per quello che l'elastico deve rimanere teso, perché io lo devo stendere e lo devo stendere e lo devo stendere. E qui è proprio la spalla, il braccio che si allunga, l'altro si accorcia e vado a fare una leggera torsione e voghiamo, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bravi, 7, yeah, 8, via, 1, 2, 3, 4, grande, 5, mi allungo, 6, 7, sempre comunque fluido, vai ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, anche con la torsione, vai, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e adesso sciogli. Sì, sciogliamo, sciogliete bene. Stavolta sì, vi dovete curvare bene la schiena e rimango lì, che ben che si sta. Sciogliamo bene tutta la testa, il collo, le spalle e pianissimissimo vengo su. Lasciamo l'elastichino in là, tranquillo, poi lo riusiamo. Gamba, una delle due gambe, gamba sinistra, facciamo sinistra gamba, braccio destro, abbiamo lavorato, adesso allunghiamo una delle due, l'importante è che sia una all'opposto dell'altro, ok? Se ho la gamba sinistra e il braccio destro, ok? E l'opposto. Da qua allungo, quindi mi devo staccare e devo ritornare, ok? Abbiamo lavorato nell'allungarsi, attenzione, allungo e dove riesco, cioè io vabbè arrivo lì, altrimenti dove riesco? Anche là e apro, ok? Questa era una prova. Entusiasmo. Pronti? Via, adesso questo si fa, via, vai. 1, 2, 3, 4, bravi, dai. 5, 6, attenzione che non mi devo tuffare. 7 e 8 e sciogli. No, molto bene. Pronti? Vado, guai a voi però, Stendo, no, perché vi devo dire. Allora, attenzione, la mano che non lavora, il braccio che non lavora, è lì, che preme, sta là, là, che tranquillo, lì, fermi, non lo fate, se no mi ammazzate dopo. Da qua, occhio,
non è un tuffo, è lì, no, ma è dove arrivo? Arrivo, allungo e poi torno. Quindi non è questo, è lì, questo. Adesso si fa. Pronti? Mezza, vado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e stop, sciogli, mollate, mollate. Perché non funziona? Adesso il tuffo a piombo. Splash! Sciogliamo bene. Adesso sempre allunghiamo. Che ora wow, io parto in quarta. Allora, questa volta invece mi appoggio per bene, le braccia sono là, rilassate. Inspiro e giù. I movimenti nel mio caso devono essere sempre fluidi, non buttateli e appoggiate, ok? E lento e torno. Lento e torno. Attenzione, inspiro ed espiro. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, inspirate ed espirate, 6, 7 e 8 e sciogliamo. Sciogli bene. Adesso mi stacco e vado a fare una specie di swing. E prova questa, fermi, fermi, guardatemi me, allora, state fermi, io vado, dopo mi rendo conto, bene, occhio, mi stacco, no questo, parto già, lì, vado verso sinistra, quindi mi giro, attenzione perché la testa rimane sempre al centro. Qua io mi allungo, se riesco anche a tenere, non stare così, a tenere il dorso più o meno del piede e poi dall'altra parte, ok? E poi dall'altra parte. Facciamolo anche con la testa, stiamo tutti, se giriamo a sinistra anche la testa a sinistra. Allora adesso io conto 4 secondi ogni volta che cambiamo direzione, quindi siamo così, conto 1, 2, 3, 4, torno, vado dall'altra parte, 1, allungate qui e questi sono esercizi di allungamento, 2, 3, 4, torno ancora, rimango 1, 2, 3, testa bella alta, 4, torno, l'ultima volta, 1, 2, 3, 4 e torno al centro, sciogli bene. Adesso, sempre lì, piedini là, gambe lì, parto con la gamba sinistra che si apre, questa volta sì, io devo guardare, guardate, si apre e si chiude, ritorna, no? Là dove era prima, quindi io devo, è l'anca qua che lavora, alzarmi, appoggiare e se non avete tanti problemi alzate un pochino di più e tornate 8 volte destra o sinistra e cambio gamba. Pronti, mezza, via, 1, 2, 3, sempre la stessa, 4, sempre la stessa, 5, 6, 7 e 8, scambio, via, 1, 2, 3, sto sempre dritta, 4, 5, 6, 7, adesso alterno, poi mi rilasso, pronti, quindi destra, sinistra, però 2 volte 8, pronti, vado, 1, 2, cambio, 3, 4, 5, guarda che vi guardo, 6,
7, sto su con la schiena, vai. 1, bravi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso posso rilassare. Allora, ultimi esercizi con l'elastichetto, dopo ci sediamo, però adesso siamo in piedi. Ci sediamo per fare il relax, però iniziamo in piedi, andiamo in piedi. Allora vi faccio vedere. Qua. Tengo, qua, anche qua, se volete fare meno o più fatica. Da questa posizione rimango là, ok? Quindi tengo da questa parte con i palmi rivolti verso l'esterno, non l'interno, ma ok? Quindi da qua, questa posizione, piccoli, allunghi di elastico. No, 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 torcio, fermo, 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 fermo. Vado. Dopo c'è, sì. Vado. Via, via, da qua, 8, ok, via, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lento mollo, che questo è massacrante, sciogli bene, sì, per quello fatelo aperte anche al massimo, basta 2 mm anche. Ok, basta questo, ok? E poi però sciogliamo bene, molliamo, sciogli. Ultimo, sempre lontanissimo, quindi là, ok? Da questa posizione invece, che è allungare l'elastico, lo tiriamo su, ok? Anche qua piano, vai, 1, 2, 3, 4, 5, bravi, 6, 7, 8, sciogliamo, rilassate bene, rilassate, via l'elastichino, sempre anche qua, vengo su lentissimamente e mi siedo, adesso sì, facciamo relax. Mi appoggio bene. Appoggio bene i piedi a terra. Riprendiamo la respirazione normale. So che la mascherina è un po' difficile, ma ci proviamo. Appoggiamo. Inspirate ed espirate con il vostro ritmo normale di respirazione. Socchiudete gli occhi anche e vado. Vi lascio un po' di secondi, ognuno respira con il proprio respiro. Adesso inspiro e spingo le braccia in alto ed espiro portandole di nuovo giù alle cosce. Vai ancora, inspiro e torno. Ultima volta, inspiro e torno e sciogli le braccia, le spalle, le gambe. Attenzione, porto le mani alle spalle, attenzione, da qua le porto. Inspirando apro proprio i gomiti
e poi butto fuori l'aria, mi chiudo e faccio una circonduzione, fatelo piano e poi chiudo. Lento, vai, inspiro e giù, di nuovo, inspiro e giù, ancora circonduzione grande, 1 e su, l'ultima volta, vai, inspiro grande, grande e giù e torno e sciogli, sciogli. Adesso qua sentiamo la musica che è bellissima e lentamente dondolo a destra e a sinistra senza esagerare. Vado e là. Ascoltate la musica e dondolate. Attenzione, avanti, piccoli, avanti e torno, piccoli, piccoli, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di fianco, piccoli, vai, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Inspiro, espiro. L'ultimo. Espiro. E adesso lentamente vengo lento su, sciogli, sciogli, sciogli e ascoltate la musica e dondolo. Sono piccoli, piccoli, abbiamo poco spazio. Via, respirare, su, e 8, 7, 5, 4, 3, 2, ancora, là, là. E adesso se riuscite a fare anche questo, via. Morbide le spalle e lasciatevi andare, vai, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ancora 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, bravi, respiro, giù. Respiro, intreccio le mani, e allungo, lento, allungo, lento, senza uscire fuori con l'anca, rimango e srotolo le dita. Inspiro e giù e stop. Abbiamo finito, bravi. Ci vediamo la prossima volta. Grazie. Thank you.